In Sicilia i contagi da Covid sono in costante aumento, in provincia di Agrigento in calo. Nelle ultime 24 ore in tutto l'Agrigentino si sono registrati 16 nuovi casi e 3 ricoverati. Ci sono 3 guariti e nessun deceduto, lo riporta il report dell'ASP. Complessivamente dall'inizio della pandemia i casi di Covid-19 in tutto l'Agrigentino sono 3.928, dall'1 marzo 2020 al 7 gennaio 2021. Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 524, di cui 32 ricoverati, 27 in ospedale, 2 strutture love care, 3 in terapia intensiva, 3.257 guariti, mentre deceduti sono 115. In totale dall'inizio della pandemia in provincia di Agrigento sono stati processati 42.817 tamponi. Riguardo alle vaccinazioni, sono tante le categorie, come ad esempio il personale ATA delle scuole, che rivendicano la somministrazione del vaccino. Ebbene, si procede gradualmente, come spiegato più volte dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Il piano precisa le categorie in ordine di tempo: prima medici, infermieri, personale operante nei presidi ospedalieri e ospiti di RSA, 1.800.000 persone. Si prosegue già dal prossimo mese di febbraio con le persone che hanno più di 80 anni, poi con operatori di servizi pubblici essenziali, personale docente e non docente, perché le scuole possono funzionare in sicurezza, forze dell'ordine, soggetti fragili e detenuti. Ed anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè si è fatto vaccinare contro il Covid-19. L'opportunità è stata data dall'ASP nella sua doppia qualità di medico e il sindaco ha subito accettato per dare un segnale di condivisione alla pratica della vaccinazione e mandare un invito alla cittadinanza a farsi vaccinare quando toccherà a loro, nel proprio interesse e in quello dei propri cari. Solo una vaccinazione di massa, infatti, secondo il sindaco, che è anche medico di igiene pubblica, ci potrà difendere da questo terribile virus.